Buonasera e buona domenica dalla redazione del TGT in apertura agli aggiornamenti sul coronavirus con il consueto bollettino della Regione. Sentiamo. In Calabria sono 224 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore, 1926 i tamponi effettuati in un giorno. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 37, Catanzaro 33, Crotone 6, Vibo 1, Reggio Calabria 147. Diminuiscono i ricoveri in reparto, oggi sono 287, 22 invece i degenti in terapia intensiva. Si registra un nuovo decesso che porta a 422 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. E da oggi chi rientra in Calabria potrà sottoporsi al tampone rapido antigenico, firmata l'ordinanza del presidente facente funzione Nino Spirlì. 50.000 i tamponi disponibili, 30.000 circa i rientri, 5 le postazioni nella regione. Via libera della cittadella regionale all'ordinanza annunciata sui rientri, circa 30.000 quelli previsti in Calabria, per lo più studenti fuori sede e lavoratori. Fortemente raccomandato di sottoporsi a tampone rapido antigenico gratuito nelle giornate di oggi, domani 21, poi il 22 e il 23 dicembre presso i drive-in o le postazioni fisse predisposte nelle città capoluogo. A Catanzaro la location sarà in piazza Funicolare, a Cosenza presso le sede USCA di Via degli Stadi, a Reggio Calabria in piazzale Ferrari, a Crotone nel piazzale Antistadio, a Vibo Valentia presso il palazzetto dello sport in Via della Pace. Bisognerà, prima di sottoporsi al test, esibire l'attestazione di avvenuta registrazione al link regionale omrcovid19.it. È obbligatoria la registrazione. Questa ordinanza, precisa Spirlì, esce oggi perché abbiamo atteso l'arrivo dei tamponi antigenici necessari ai test della struttura del commissario straordinario per l'emergenza Covid Arcuri. Si tratta di 50.000 tamponi. Ricordo, conclude il presidente facente funzione della regione, che bisogna essere muniti dell'attestazione di viaggio e della registrazione sul sito regionale da fare prima di partire per la Calabria. E c'è una buona notizia per gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza Covid. Sono arrivate le risorse finanziarie previste dal decreto Cura Italia, incrementate delle quote regionali, una prima tranche di circa 10 milioni di euro. Le risorse sono già state trasferite alle aziende sanitarie e ospedaliere. Finalmente anche in Calabria sono arrivate le risorse finanziarie previste dal decreto Cura Italia e dal decreto rilancio destinate agli operatori sanitari impegnati nell'emergenza Covid. Un primo ristoro per il personale sanitario in prima linea nella lotta al virus. I sindacati esprimono soddisfazione per questo primo risultato che in Calabria è arrivato con enorme ritardo rispetto alle altre regioni. È frutto di un confronto in alcuni momenti molto aspro con la regione Calabria, visto le resistenze che abbiamo dovuto abbattere per, come dire, incrementare quelle risorse che in parte, in gran parte erogate dal governo, quindi con il decreto Cura Italia, e successivamente noi ci siamo battuti perché erano molto limitate come risorse, per ottenere qualcosina in più. Diciamo che poi alla fine la Regione Calabria ha impegnato delle risorse dei fondi POR e ha incrementato di 2 milioni di euro queste risorse. Ma a quanto ammontano le risorse? Per quanto riguarda il decreto Cura Italia sono 7 milioni e 900 e qualcosa. Per quanto riguarda invece la Regione ha impegnato 2 milioni di euro di fondi POR. Ma badate che ancora c'è l'altra quota che va discussa, che è quella relativa li chiamiamo per nome questi decreti, così come li ha nominati il governo, quelli del rilancio Italia, che ci sono ulteriori risorse, non so con esattezza perché non li abbiamo ancora discussi, ma dovrebbero essere una cifra pari a quella che è già stata erogata alle aziende. Gli operatori sanitari più o meno per questa prima tranche quanto riceveranno e in quanto tempo? Le risorse sono arrivate venerdì. Nell'accordo
che abbiamo sottoscritto con la Regione sono già state individuate le risorse con delle indicazioni direi abbastanza precise, quindi 1.800.000 euro per quanto riguarda il personale impegnato direttamente nei Covid, 800 per quanto riguarda i lavoratori diciamo delle unità operative non Covid, ma comunque unità operative attive, e 200 euro andranno a tutte le altre unità di quei servizi che diciamo più o meno collegati con le attività sanitarie. Sarà un Natale all'insegna dell'incertezza per i 250 lavoratori delle Terme Luigiane a rischio licenziamento. Distanziati e in piazza per difendere il posto di lavoro, i dipendenti delle Terme Luigiane a un passo dal licenziamento chiedono l'intervento dei comuni di Acquapesa e Guardia Piemontese della stessa Regione Calabria dopo la decisione della Sateca di chiudere le terme. Riteniamo assurdo che la Regione Calabria, proprietaria delle acque termali, non si confronti con le nostre richieste che consideriamo legittime. Cioè, alla fine siamo un gruppo di 250 lavoratori che vogliono delle risposte rispetto al proprio futuro immediato, perché stiamo parlando del nostro lavoro da qui a 4 mesi. Ad aprile avremmo dovuto ricominciare la nostra attività lavorativa e invece ci ritroviamo in questo stallo totale. E poi ci appelliamo anche alle amministrazioni comunali: se non ritengono che noi lavoratori possiamo essere gli interlocutori giusti, perché non si richiede un tavolo alla Sateca in cui possano entrambi discutere e gestire questa problematica? Sarà un Natale amaro tra paura, rabbia e impotenza. Ci avviciniamo alle feste di Natale, non è giusto che dobbiamo passare questo dramma, perché la società ha chiuso, fattivamente ha chiuso, quindi ci ritroveremo da qui a poco tutti senza lavoro. Purtroppo siamo in questa situazione ed è triste per chi lavora da tanti anni in questa azienda così sana, così bella e così amabile, perché quello è, e bisogna difenderla, perché le cose belle vanno difese. Ho quasi 60 anni adesso, se l'azienda chiude dove vado a lavorare? Come faccio a campare? Ho una famiglia e un mutuo da pagare. Lavoro qui in questa azienda da circa 20 anni e dopo 20 anni quest'anno sarà il Natale peggiore di tutti, perché perdiamo questa sicurezza che avevamo e quindi sarà il peggiore Natale di tutti i tempi. Via libera alla proroga fino al 31 dicembre 2021 dei contratti a tempo per i lavoratori socialmente utili in Calabria. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in Commissione Bilancio alla Camera. La Regione Calabria non ha rispedito al mittente i fondi europei, anzi nel 2020 è stato superato il target di spesa di 62 milioni, risorse praticamente aggiuntive per il territorio, è quanto spiegato dal dirigente di settore Nicolai nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro. La Regione Calabria non ha rimandato indietro i fondi europei, anzi ha incrementato le risorse per il territorio, e quanto reso noto dai tecnici che si occupano di programmazione del POR e dal presidente facente funzione della Regione Nino Spirli nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro, con una spesa certificata pari a 888 milioni di euro a valere sul POR Calabria 2014-2020. La Regione, è stato sottolineato nel corso dell'incontro con i giornalisti, ha superato i 62 milioni di euro, il target fissato dall'Unione Europea, evitando ogni rischio di disimpegno delle risorse. I risultati sono importanti perché da un lato confermano che abbiamo conseguito il target di spesa, quindi non ci sarà nessuna decertificazione di fondi, non ci saranno quindi fondi, questa immagine collettiva di questi fondi che tornano indietro, no? Come se ci fosse qualcuno con una valigia, in realtà non è proprio così. Comunque abbiamo conseguito il target con un plus di 62 milioni di euro rispetto al programmato.
Devo dire che sono soldi veri, sono soldi messi a terra, che sono andati ai calabresi e che sono in Calabria, perché per la prima volta non abbiamo utilizzato nessun progetto coerente, quindi abbiamo fatto 190 milioni di spesa reale, vera, nativa, POR effettiva, quindi questo è una cosa importante. Così come è importante oggi dire che presenteremo il documento strategico per l'avvio della nuova programmazione 21-27, dando seguito ai tavoli partenariali precedentemente attivati. Ora c'è da programmare l'arco temporale fino al 2027 con la possibilità di far arrivare sul nostro territorio 200 milioni l'anno. Dobbiamo concludere tutta la spesa del programma entro il 2023, nel senso che abbiamo la regola dell'N+3, dove N è l'anno di impegno, più 3 è l'anno in cui dobbiamo realizzare la spesa. Quindi l'ultimo N, tra virgolette, è il 2020, il 2023 sarà l'anno di deadline della spesa. Quindi ragionevolmente nei prossimi 3 anni noi saremo chiamati a spendere in media 200 milioni di euro l'anno, più o meno, grosso modo. Ripeto, è un obiettivo conseguibile, un obiettivo su cui si può tranquillamente lavorare. È ovvio che più vanno avanti il ciclo programmatorio, più si imbatte in quei progetti incagliati perché mal programmati, male avviati, ci sono problemi amministrativi, però siamo confidenti, insomma, che traslando alcuni progetti più complessi sulla nuova programmazione e sostituendoli con progetti di più semplice spesa, i risultati possiamo tranquillamente conseguire. Si tratta di rimettere in moto una logica di programmazione. Una notizia di cronaca: i carabinieri hanno arrestato a San Giovanni in Fiore 2 uomini, padre e figlio di 62 e 38 anni, accusati di lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere. I 2 avrebbero aggredito un 41enne mentre stava andando al supermercato. Per futili motivi si sarebbero avvicinati all'uomo, immobilizzandolo e minacciandolo di morte. In quei concitati attimi uno dei 2 aggressori, brandendo un coltello, ha ferito la vittima sul lato sinistro del volto, procurandogli serie lesioni. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, riuscendo a risalire agli autori dell'aggressione. Oggi i carabinieri della sezione operativa e radiomobile della compagnia di Cosenza, con il supporto della stazione di San Giovanni in Fiore, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza che dispone l'applicazione della misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Cosenza su richiesta della locale procura. E i carabinieri di Reggio Calabria a sostegno delle donne vittime di violenza. Inaugurata una stanza tutta per sé, iniziative in collaborazione con il Soroptimist. Sostenere in tutte le forme possibili la donna nel delicato momento della denuncia delle violenze subite, non solo garantire un luogo protetto, sicuro, dove chi è vittima della violenza da parte di un marito, di un compagno, possa avere la serenità interiore di rappresentare la situazione che la vede suo malgrado coinvolta. Con questi nobili intenti è stata inaugurata nella sede della Compagnia dei Carabinieri di Reggio la stanza tutta per sé, una stanza appunto che non va intesa nel significato normale, ma che serve invece a far emergere tutto un sommerso di sofferenze. Per questo sono state studiate precise linee guida per l'arredo. Insomma, si vuole fare di tutto per garantire il massimo sostegno psicologico. La donna ha così la possibilità di vivere un momento meno traumatico, affinché si senta meglio accolta e più ascoltata. Il progetto è partito nel 2015. Nel 2017, nella sede del gruppo Locri, è stato inaugurato un luogo omologo. Va anche detto che dopo la legge denominata Codice Rosso, che ha disciplinato le diverse situazioni di violenza alle donne e normato le relative sanzioni, i carabinieri di Reggio hanno creato un gruppo di investigatori, alta la percentuale di donne, che ha il compito di dedicarsi quasi esclusivamente a questa delicatissima materia. Purtroppo la casistica conferma sempre più il trend del fenomeno criminale, che rappresenta un'assoluta emergenza. Parliamo di solidarietà. A Cosenza nasce l'associazione Occhi Azzurri. A Cosenza è nata l'associazione Occhi Azzurri con finalità sociali importanti dedicate alla memoria di Salvatore, un ragazzo prematuramente scomparso.
Partiamo da qui, partiamo tra l'altro dal Parco Piero Romeo perché accoglie un albero proprio in nome di Salvatore Figliuzzi, prematuramente scomparso lo scorso anno all'età di 18 anni. Questa associazione vuole intraprendere un percorso appunto di attività legate alla beneficenza, quindi opere solidali. Ci abbiniamo anche ad altre associazioni che sono presenti nel territorio comunque cosentino e provinciale, al fine quindi di aiutare chi ha bisogno. Quindi è proprio la voglia di creare qualcosa che possa far stare bene altre persone, i più bisognosi, partendo proprio dai bambini. La giornata di inaugurazione dal tema a colazione con Babbo Natale ha ospitato presso il Parco Piero Romeo adulti e bambini che hanno avuto la possibilità di degustare dolci tipici natalizi e fare la foto con Babbo Natale. Ai partecipanti è stato chiesto un piccolo contributo di 2 euro che sarà interamente devoluto all'associazione La Terra di Piero. La Terra di Piero ha sempre abbracciato le nostre idee, le nostre iniziative e ci siamo voluti legare proprio a loro per questo primo appuntamento. Infatti tutto il ricavato di questa mattina sarà devoluto proprio all'associazione La Terra di Piero che opera costantemente per aiutare appunto i più bisognosi. Un defibrillatore sarà consegnato dal Rotary Club di Mendicino Serre Cosentino alla città in una cerimonia in programma martedì prossimo 22 dicembre. L'obiettivo è quello di un territorio cardioprotetto. Per martedì prossimo è prevista la consegna del primo defibrillatore di 4 che sono previsti nell'ambito di un progetto che abbiamo definito città cardioprotetta. Questo primo defibrillatore è prevista la consegna in un posto simbolico importante che è proprio l'Agorà della città di Mendicino, dove insiste sia il municipio, la scuola, l'ufficio postale, farmacie, negozi, e lì vogliamo che passi questo messaggio forte e bellissimo, no, di altruismo che attraverso il Rotary si riesce a comunicare alla cittadinanza, quello della donazione. L'idea è nata per un servizio al nostro territorio, un servizio che in realtà si protrarrà nel tempo, perché da un semplice dono abbiamo sviluppato un progetto che sarà inserito nel piano pluriennale strategico e che vedrà l'attività prolungarsi nel tempo. Questa attività noi ci auguriamo che possa risolvere quelle che potrebbero essere delle problematiche serie. In Italia 50.000 persone all'anno muoiono per una morte cardiaca improvvisa, 1 su 1.000 abitanti. Se non si interviene entro 5 minuti dall'insorgere di questa problematica, il paziente muore. L'80% di queste morti avvengono al di fuori, diciamo, delle strutture sanitarie preposte a salvare queste persone, per cui la presenza sul territorio di un defibrillatore riesce a salvare parecchie vite umane. Lo scopo di questo nostro progetto è proprio questo, di instaurare nel comune di Mendicino la cultura della cardioprotezione, fornendo sia gli strumenti idonei a poter salvare le vite come defibrillatori e kit di cardioreanimazione, sia anche nella, instaurare nella popolazione la cultura della cardioprotezione favorendo e istituendo dei corsi di manovre di cardioreanimazione di base. Festeggiare 102 anni al tempo del Covid, la torta con le candeline spente in casa ieri con i familiari più stretti, incontrata a Badessa a Cosenza per la signora Filomena Giordano, nata nella città dei Bruzzi agli inizi del secolo scorso. Era il 19 dicembre del 1918. L'anziana, che ha 4 figlie, 9 nipoti e 12 pronipoti, oggi vedova, con il marito Eugenio è stata sposata per 63 anni, una donna concreta che si è sempre dedicata alla famiglia, dal carattere taciturno e dal sorriso dolce. Anche noi facciamo gli auguri a nonna Filomena. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione, buona serata, arrivederci.